Stefano Longo, turismo sostenibile e grandi eventi, quali le ricadute sul territorio per Milano Cortina 2026? Sì, le ricadute saranno notevolissime. C'è un incremento previsto nel pari periodo tra febbraio 25 e febbraio 26 di oltre il 160% di incremento di presenze. Però io voglio essere molto sincero sotto questo aspetto. Dobbiamo evidentemente gioire per la presenza di numerosi turisti che vengono da tutto il mondo e che torneranno con un'idea molto importante del nostro territorio, della nostra regione. Però devo anche sottolineare l'esigenza di stare con i piedi per terra e di controllare molto che il nostro territorio sia rispettato. Questo per me è un pensiero da veneto assolutamente ineludibile, non voglio assolutamente privarmi di poter esprimerlo. Detto questo, è un'occasione enorme e straordinaria per il nostro territorio, sia per tutti gli interventi infrastrutturali e non solo sportivi, e sia perché secondo me lasciamo un'eredità rispetto a tutte le persone che stanno collaborando, in particolare qui nel Veneto, nel Bellunese, nella zona di Cortina, ma non solo, anche nelle località vicine a questo evento, che possono poi essere le persone che sono tutte giovani, oltretutto in gran parte tutte giovani, che possono essere per il futuro le persone che daranno continuità a questa esperienza straordinaria e unica e probabilmente anche irripetibile.